E allora, prendendo spunto da questo servizio, introduciamo l'ospite di questa sera. Grazie per essere presente nei nostri studi, Alessia Bellon, presidente del Movimento Veneto Stato. Voi siete tra quelli che si stanno ultimamente battendo di più per contrastare questa agenzia Equitalia, che è davvero uno spauracchio per tanti cittadini, per tante imprese. C'è stata una manifestazione la scorsa settimana proprio a Treviso. Che consigli, che adempimenti consigliate di fare ai cittadini, alle imprese per contrastare appunto queste continue vessazioni? Vorrei sottolineare che Equitalia per tantissimi imprenditori, per tantissimi cittadini veneti non è solo uno spauracchio, ma è una triste realtà ed si conferma a volte quasi un braccio armato dello Stato italiano nel volere esigere pagamenti molto esosi, moltiplicati, quando in realtà, come abbiamo visto anche dal servizio, lo Stato italiano non paga poi i crediti che ha nei confronti delle aziende in maniera puntuale, e quindi lo Stato italiano si comporta in maniera disuguale, cioè nei confronti degli imprenditori, nei confronti dei cittadini che avanzano del denaro non li paga mai, nei confronti di noi cittadini che dobbiamo pagare invece si comporta in maniera pesante, con una mano molto pesante. Venendo al concreto, le proposte che voi avete fatto, se non sbaglio, di alcune class action, fornite anche dei supporti legali? Sì, forniamo appunto vogliamo essere a fianco dei cittadini veneti, perché lo Stato italiano non rappresenta più la cultura veneta, non può rappresentare i cittadini veneti in questa situazione, e quindi Veneto Stato appunto prende alla difesa dei cittadini veneti, degli imprenditori veneti in questa situazione drammatica. Come lo facciamo? Lo facciamo portando avanti una politica dedicata al nostro territorio, una politica dedicata esclusivamente al Veneto e proponendo un percorso di autodeterminazione, vale a dire di indipendenza, totale indipendenza politica per il Veneto. Solo così riusciamo a emancipare il Veneto da Equitalia, che è uno dei 1000 problemi che abbiamo vivendo qui nel Veneto, ma anche ad esempio qui notavamo adesso nel servizio... Ma è una nuova riedizione della Lega Nord? No, mi permetto di dissentire per questo motivo, che la Lega Nord, appunto, come abbiamo visto, Zaia, che è uno dei rappresentanti massimi in Veneto adesso della Lega Nord, propone un protocollo per l'antimafia. Ecco, la mafia è una cosa che non fa parte della cultura del Veneto, e quindi prima di tutto Zaia dovrebbe affermare questo, ed è un perfetto burocrate italiano a proporre un adempimento burocratico contro la mafia, l'ennesima burocrazia italiana che va a appesantire le nostre aziende e che non aiuta le nostre aziende invece a dargli slancio, no? A competere nel panorama internazionale o a competere nel nostro mercato. Veniamo alle prossime iniziative che riguardano il vostro movimento. Se non sbaglio, per le prossime settimane avete annunciato anche presenze davanti alle case dei politici. Sì, in particolare iniziamo a evidenziare quello che è non solamente il peso, ad esempio, di Equitalia, della burocrazia, ma anche della casta dei politici italiani, che è una delle cose di cui dobbiamo liberarci. Dobbiamo liberarci da questo, dal marcio della politica italiana, e in particolare da tutti quei politici che da più di 10 anni siedono a Roma e non hanno portato risultato qui per il Veneto. È tempo per i veneti di smascherare queste persone, è tempo di finire il nostro silenzio e di riprendere in mano e di diventare attori noi principali della politica veneta. Grazie quindi ad Alessia Bellon, presidente del Movimento Veneto Stato.